Carolina! Carolina non c'è, signor Piero? È andata a prendere la gazzetta, il grossettino, come aveva ordinato lei? Ah sì, perché qua, scusa che sono il paron, mi tocca sempre mi stargherio tutti quanti, se no le robe non va avanti. Però, ne pare che Carolina la va a lunghe stamattina. Vuole che vada a cercarla, signor Piero? No, di Guglielmo, torna ai tuoi lavori, che il sol magna le ore e bisogna darsi una mossa, perché finché comando mi il tempo è prezioso, perché mi pago. Buon, veramente, signor Piero, faccio notare che sono 2 mesi che non vediamo più lo stipendio e ho dovuto anche imbiancare le pareti della cantina per fargli risparmiare le spese del pittore. Sono tante spese, sa. In fin dei conti, con Marità e fia Adelina, la più vecchia. Se sta una spesa enorme, sa. Oui, ne è passato del tempo, Madame Adelaide c'ha già un figlio di 10 anni. Vabbè, ma la spesa l'avevo fatta, ciò. E poi che vuole il suo tempo perché, senza contare che adesso Rosanna, che è altra mia figlia più giovane, la pretenderia di sposarsi anche lei, per poco. Oui, mi sembra giusto, cavaliere Piero. Sì, ma mi tocca a me pagare. Finché c'era viva la mia Fedora, la mia signora Muger, vero? Che Dio si attegnerà cara. Ciao, allora che c'era so bene, rendite. Ma adesso, non se ne sta quasi più niente. Bene, va a fare quel lavoro che mi preme, perché qua il sol... Magna le ore? Ecco, oh. Oui, signor Piero. Vado, signor Piero. Ciao, Guglielmo. Questa sia chiave dell'armaretto del goer e dei impreste. Mi raccomando, usate riguardo e delicatezza, perché quello che ti ordina di fare è un compito importante, delicato, di fiducia e riservato. Dica capito, ciò? Certamente, signor Piero. Stia tranquillo, signor Piero. Cosa sei sto signor Piero? Cavalier si dice! Oh! Ciò, bisogna il cavalier dietro dei nobili goa picco. Anche se cognome è casata, non è che me sono mica massa ben in Telerice. E fu fortuna che ho eredità qualcosetta da me nonno Bottuin da Venezia. Sì, ciò, compresa una gondola. Se no qua, povero Piero, caro, no. È ora che vado a vestirmi. Mai visto in cantina la gondola vecchia del nonno? Ma papà, guarda bene, non sei ben lucida come quel che si vede a Venezia. E ponga tanti busetti. Sta barra bianca non te sente il nonno. Dai, te va a salutarlo. Ti dice la poesia e dopo andiamo in campo che tesori quella bala, va bene? Nonno! Sì, occhio che ho da fare. Nonno, senti la poesia. Ma sei ancora qua? Non avete niente da fare a casa vostra. Oh. No, signor Piero, non possiamo neanche venire a salutarlo. Cavalier. E poi già Maria Gala a farmi sentire la poesia. Cavalier. Dai, Gianni. Il 20 di febbraio. L'aquilone vola gaio con il 20 di febbraio. Beh, bravo, ma mi adesso cosa fare? Cosa farà con la gondola? La barca è rotta? Tocco di antiquariato che vanno a barca di schiai. Altro che rotta! Ma cosa vuoi fare, Gianmaria? Il nonno è fatto così. Ma ti vuole bene, sai. Sì. E non ti devi tirare sulle spalle, ti capito? Sì. Dai, andiamo via, dai.
Pronto? Sì, sei qua? E mia sorella Adelina. La che aveva da fare in negozio, sai. Ciao Gianmaria. Ciao, saluta tua zia. Ciao zia. Gianmaria. Gianmaria. Buondì, signor Beppi. Ma cosa è successo? È sempre Gianmaria che rompe come al solito. Ma no, che sei un bravo puteo, vero Gianmaria? Sì. Anche se dice. Guarda Gianmaria, ho qua un bel biscotto partito. Grazie. Ecco qua. Beh, mi vado. Torno dopo a Gianmaria. Vi saluto, Buondì. Chissà Carolina chi che ho visto stamattina. Che avevi visto chi? Antonio. Ah, il vostro spasimante. Che spasimante. Chi ti ha gradito? Orietta e Rosina. Oh, non posso neanche fidarmi delle mie amiche. Sì, le mega ditto che quando lo vede la diventa tutta rossa come un pevarone. Pevarone. Sì, lega dito anche. Rosanna e Antonio, i innamorai coti. Lega rabbia. Su, Rosanna, lei se ga confida con me perché le sa che mi ve voglio ben come una figlia. Sì, lo so Carolina e ti ringrazio. Ma, insomma, se è vero o non è vero che sto Antonio vestadrio? Beh, se è vero. Ma se un giovane far ben? Mi credo proprio di sì. Antonio, vuoi sposarmi? Vuoi sposarmi? Ma te l'ho gadito io? E mi ha capito che proprio stamattina veniva qua con sua mamma a parlare col papà. Oh, cara, ho paura che ancora non sia proprio il giorno adatto, sa? Perché hai tutto in da fare con che Benedetta Gondola, che ha eredità il nonno di Venezia e non vede altro. A Gianmaria! Poveretto mio. Devo trovare il modo di dire che c'è il fondo, che sono maggiorenne. E dunque posso decidere della mia vita come che voglio. Cosa? Tua sorella Adelina, la gera stra maggiorenne? Ma parla sarla maridar con Beppi, che gavo sto anni. Ma Beppi sarà anche un pochettino stagionato, parela. Antonio sei giovane, si presenta bene. Sì, voglio dire insomma sei anche un bel figlio, ecco, e tanto caro. Ma se ho anche un buon partito. Ah, ti puoi dirlo. Perché al giorno dal cuogenese pochi di buoni in circolazione. Ma per un partito del genere potrei votare subito. No, ci sarai. Oh, mamma mia, che roba. Ma guardati, aspetta che cavo sta roba qua. Guarda qua. Qua cos'è sta roba qua? Tu fatica tutti sti danni qua. No. Sempre il solito, ecco. Sì, adesso. Oh, signor Beppi, siamo qua. Zia Rosanna e Antonio si innamorai. Maria! Metti giù quella bala! Insomma, sta tu fermo. Guarda che... Stasera tutto s'accomodò e far marcare Janere. Adesso vengo fuori a me e sistemo tutto. Ciao Rosanna, buondì Carolina, andiamo. Ciao, ti va. Avanti, su. Ecco. Oh, miseria. Ciao, papà. Ciao. Chi sera faceva tutta quella cagnara? C'era già Maria che giocava qua a Baia e che Beppi lo va a portare a casa. Ah, buon. A far sol bacan e basta. E Peppi, adesso che Sì, papà. vado a dire a Guglielmo che prima deve carteggiare, dopo. Papà, Ma cosa che sei? ho visto Antonio stamattina. Chi? Antonio, ti sa quel figlio che te ne ho parlato tante volte? Ah sì, ma stavolta. Ma non sai come ti pensi te? Non se vediamo mai. Ma Antonio mi vuol bene. Pensa che mi ha fatto la dichiarazione e dice che me vuoi sposare. Ecco, sto sposare con sto Antonio. Antonio dice, Antonio pensa, Antonio qua, Antonio, moi che sa. E adesso cosa fare? Sono qua da fare qua gondola, non ti vedi? Ma sì, ma va, a ti sta più quella gondola che tua figlia. Ma Rosanna, ragiona col serveo. E il matrimonio può aspettare. Gli affari no, bisogna farli subito. Dica capito o no? Stettose. Quando che le ga trova un moroso, le perde a testa e non capisce più niente.
Finalmente si arriva a Carolina. Se un tocco che sono qua, ma lo già in da farà qua secondo, Ecco qua il gazzettino, signor Piero, come che ordina io. Ah, che c'è una bella notizia in prima pagina stamattina. Sbarco su una. E gliela proprio fatta, ciò avrei mai creduto, sa? Ah sì? E chi gali trovare su? E nessuno, signor Piero. E ora cosa serve andare su a Luna se non che sei nessuno a poter vendere che qualcosa? Sì, magari a secondo, Perché no? La seconda storica di Vaior? Sì, ma da quello che c'è scritto qua, so è una che c'è solo polvere. Ed è a secondo non sapeva cosa farsene. Ma senti che discorsi che la fa sta donna. Ma non che c'era motivo è più importante. Perché io ho fatto comprare i cassettini, vestito da smentegata. No, ecco, guardi io. No, è fu l'articolo. Momentino di pazienza che lo trovo. Ecco. Ah no, non c'è mica questo, ma dove sei o post'altro? Insomma, che sia uno che sia questo benedetto annunzio. Beh, non so mica in semenida, sai. L'annunzio che sei. Eccolo qua. Oh, il malor sia, le sei, donca. Oh, occasionissima. Gondola antica vende at miglior offerente. Ma chi se lo che la vende? Lui, signor Piero, lui se che vende, no? Chi vuole che sia che ha un'altra gondola da vendere? E ora doveva scrivere come che aveva ordinato. Vende, sì. E dopo telefonare Ma a sì, casa. se è scritto così, me lascia che lesa, no? Ecco, vende sì. Sì o no? Sì, vende sì. Oh, signor. E dopo telefonare al cavalier Pietro dei Nobili con la Picco al numero 3475. Non va bene? Beh no. Così, prima vi presto che la vendo e prima libero a cantina da quell'intrigo tut carioi. Che mica la sa, no, lo porto io. No, e dunque posso realizzare un pochi dei migliori? Perché qua siamo a Nappe. Questi affari, altro che il matrimonio di mia figlia Rosanna. Quello per me non se ne fare, è una spesa. Oh, poveretta, se ora anche parila me pare, Stai su che questi non sono affari che vi riguarda. E poi, se non che ne sei, non che ne sei. Andi in cantina invece. E devi una manna a Guglielmo monetare la gondola per Trento e per fora, che dopo lui deve dargli sua pittura nera, va bene? Oh, mi raccomando. Va bene, ma se ricorda che con Sofia Rosanna sta sbagliando tutto. Carolina, Sì. andi da basso a lavorare e basta. Ma guarda sta vecchia. Oh, perché sei giovane e vero? Siamo la stessa classe, sa? Carolina! Pronto? Pronto? Casa con la piccola. Sì, son mi. Sono il cavalier Pietro di Nobi Coe a Picco in persona. Certo, una gondola del 700, autentica, garantita, trattabile e cedibile anche subito. E a voi? Chi? Come? Non capisco, ma come parla sto qua? Ah, vederla. Sì, va bene, è giusto che dei un'occhiata prima dell'acquisto. Mi sono qua a vostra disposizione. Sì, il prezzo è importante, già. Come offerte per 4 milioni, sa. Come? E a voi? E mi offre 4 milioni e mezzo? Promesso. Cari signori, per 4 milioni e mezzo che riservo senz'altro. Sì, può venire anche stamattina con la signora. Sì. Come? E a voi? Ho capito che a voi. Ah, bene. Attendo lei e la sua signora. Ossequi.
Ossequi, ossequi, ossequi. Ciò, Rosanna? No, clienti sicuri pagano 5 milioni tondi. Senti papà, ricordati che Antonio e sua mamma mi viene qua stamattina a parlare così, seriamente, del matrimonio. Una idea fissa in testa. Senti, cara, io adesso cosa fare? Guarda, la luce impensata in cantina. E mi la stuo. E se ero a scatto interruttore, qua chiave. Così ti dovrà doparare la candela che costa manco. Ma papà, i vieni presto, i te parla, i va via. In fondo è questione di 5 minuti. Ma benedetta, spettosente, clienti, la mia è una questione di 5 milioni. Insomma. Rosanna. In cantina siamo restati a scuro del colpo. Si vede che si è rotta la lampadina. No, suo amico, perché a corrente costa. E mi tocca a me pagare. E avevo finito il lavoro. A scuro, signor Piero, non si fa tante robe, sa. Ma la polvere, l'avevo cavata. Sì, che abbiamo spolverato per dentro e per fuori. Adesso Guglielmo sta facendo i lavori con stucco. Là, è a carta vetrata prima di dare la pittura a ritto. Io sono un pezzo d'antiquariato che va nella barca da skate. Altro che ritmo. Che lingua che la casta femmina e la parla senza sapere quel che ha dice. Senti, Guglielmo, che ha finito il lavoro? Non lo so, signor Piero. Forse sì, signor Piero. Quante volte che ho detto che si dice cavaliere? Non capisce mai che abbia fatto bene al manco. Sì, cavaliere. Boh. Beh, se non si fida vada a vedere le persone. Oh, sì che vado a vedere. Dimmi qua, a Candea. Vado, perché mi sono preciso. No, a pagare però. Siamo ancora qua che aspettiamo a paga del mese passato. Ho detto, che pena che goi, ok? Pago tutti, va bene? E adesso vado mia a controllare. Vabbè, manca il po' da rimpisare a Ucce che su esca in cantina. Non si vede neanche dove che si mette i piedi. È vero. Ho visto. Ma mi ho detto che qua basta a Candea, va bene? Oh. Ecco, così li imparano a impensare a Ucce, lui e le sue economie. Del cavolo! Ciao Rosanna. Ho comprato i capelli da Venezia e un regalino per te. Oh, che bello, grazie. Qua luce. Grazie. Cara ragazza, son quanta me. Signora Palmira, son tanto contenta. Vado subito a chiamare papà, che venga a aspettare adesso. Con permesso, vado a vedere se siete là nel suo studio. Lei è proprio una buona tosa e carina, vero mamma? Mi pare proprio di sì, Antonio. Adesso vedremo una suo pare. Speriamo bene. Bonjour. Oh, pardon. Buongiorno. I signori sono attesi dal cavalier Colapico per quella bella occasione? Sì, tra mio figlio e... E lei? Oh, un'offerta. Suo figlio, madame, fa proprio un affare d'oro. Glielo dico io che modestamente lo... Pardon. Vado a chiamare il cavaliere Colapico. Cavaliere! Cavaliere!
signori che lei aspettava. Arrivo subito! Arriva su. Arriva subito. Signori, sono qui per la mia preziosa. Preziosissima. Come, d'accordo? E lei è il famoso Cavalier Pietro? Dei nomi come a picco, cara signora. Almira Mara, vedova fina. Tanto piacere, signora. Allora il signore immagino sia suo figlio, vero? Sì, mio figlio, l'erede dei Fina. Sono veramente lieto di conoscerla di persona, cavaliere! Ah, signora, devo proprio dire che ha un figlio molto, ma molto simpatico. Ciò, colpa bene, no? Ma parafina quasi a me monta in fondo. A me manda a fondo subito, ciò. Ma prego, accomodatevi. Grazie. Accomodatevi. Se gradiscono, posso offrire due bei bicchieri di acqua fresca, che fa sempre bene, vero? Ah, non si disturbi. Grazie, cavaliere. Carolina. Carolina. Ha chiamato cavaliere? Oh, Guglielmo, va a chiamare la Carolina che venga qua subito. Ciao. In casa con la picco, l'ospitalità prima di tutto. Sì, ciao. Sì, cavaliere. Carolina, Signori. 2 gotti d'acqua fresca per i signori e un bicchierino di crema marsapane. E di Guglielmo, se puoi tornare ai tuoi lavori da basso. Dunque, cari signori, vorremmo parlare. Sì. Carolina, Confidenzialmente? confidenzialmente e familiarmente, signora. Ciò, qualcuno da fare. Bisogna fare una bella impressione, ciò. Ma sta benedetta che non arriva piccola acqua. Così in un attimo. Lei gentile sto signor, vero mamma? Mi par proprio de si fortuna, Antonio. Ma sapete che sono proprio contento di dargli il mio tesoro a 2 persone civili e simpatiche come loro signori? Dice davvero? Sicuro? Ma allora, cavaliere, è tutto più facile. Facile? Facilissimo! Una formalità, diria. Ecco, non mi piace tirarla tanto per i lunghi. Perciò, vi dico subito, giovinotto, la voglio comprare. Se siamo d'accordo su tutto, mi beadago. Comprar Rosanna? Ma permetta, cavaliere, ma permetta, Sì? forse comprare non è la parola più giusta, non le pare? Ma per quel che conta il giorno d'ancuo le parole, l'importante è concludere un bel accordo che sia di soddisfazione per tutti e dopo firmare il contratto, vero? Ecco, proprio così. Intanto che volevo dire, cavaliere, che me fiol qua, l'è proprio un bravo giovane. Dai Oh, mamma! senti, quel che ne lo devo dire, scusa. Oh, non lo metto in dubbio, anzi ripeto, sono contento che la finisca in buone mani. E ora giovinotto, la voglio sì o no? Sì, cavaliere! La vuoi, la vuoi! Bravo, così, vediamo. Che impeto, che decisione, che permesso, la farsa è fatto! Ma prego, accomodatevi, accomodatevi. Se arrivasse l'acqua, sarei anche a posto. Ecco qua per i signori. Prego. Momento. Prego, signori. Prego. Sì, Carolina, sì. secondo voi che la sappia governare quel giovane? Ma è setta, giovinotto. Può chiamarmi Antonio! Ah sì? Però, anche a lui Antonio. Bene. E senta, Antonio, in fondo mi può essere sopare. Grazie, cavaliere! Prego, ma risponda alla mia domanda. Una compagna
Raga, ormai, avuta. Sì, voglio dire, provata. Ben, cavaliere. Mamma! Cosa dice? Cosa vuoi, signora? Voglio rendermi conto se la sa governare. Non mi par di aver parlato male. E ben, cavaliere. Ma sì, non la me passa caso. Che go i nervi tirati per via di queste trattative. Ciò, cosa vuoi? Da una parte i suoi affari vostri, ma dall'altra mi dispiace anche se a me portare via senza darmi assicurazione e garanzia che la saprei trattare ben vero. Ecco, questo e solo questo voglio dire. Ma cavaliere, la comprendo benissimo e anche Antonio comprende e apprezza i vostri sentimenti, vero Antonio? Sì, mamma. E vi assicuro, cavaliere, che la tratterò bene, con tanto amore e con tanta passione. Anche perché il prezzo da pagarsi è alto. Naturalmente, ogni cosa ha il suo prezzo, ma noi genitori, per la felicità dei nostri figli, siamo disposti a qualsiasi sacrificio. Non è pare? Grazie, mamma. Parole sante, signora. Prima di tutto la felicità dei nostri fioi, non dovrei dirlo, perché la sei roba mia. Ma, caro Antonio, la sei proprio bea. Mamma. Cara signora, io dico suo figlio qua fa veramente una faccia bea, elegante. Oh, La è slanciata. sì, La linea perfetta. sì. E le curve dolci. Cavaliere, non staga insistere con questi particolari. In fondo, Antonio è ancora un ragazzo. Vabbè signora, ma prima o dopo dovrà pur vederla e provarla a sapere. Non fanno mai! E sei innamorato, stai agosto, Scusate col cavaliere, va. Mi scusa, cavaliere, ma con quelle parole che mi ha detto mi sono più emozionato. Anche spando una giusta di acqua. Ho visto. Ma non stai a preoccuparsi. Lui faccia conto di essere a casa sua. Grazie, cavaliere. E prego, si accomodi. E beva un'altra scianda di acqua. Questa va bene? Ecco, caro giovinotto, anche io, signora. Vede, cara signora, mi volevo farvi capire a Sofia qua che ne sconta. Che sei delicata, la va trattata di conseguenza. Dopodiché mi sono contento di cederla e vi parlo sinceramente, vero? Va bene? Ah, tu senti, Antonio? Sì, mamma, e anche a me sono sincero, cavaliere. Mamma, non vedo l'ora di potergli dare quel primo vaso, di portarmi a casa e di tenerla con me per tutta la vita. Che simpatico! Anche se mi pare un fiato. Ma i giovani al giorno del fuoco che piace esagerare su tutto. Oddio! Mi piace anche! Ciò, negli affari entra il sentimento. La sei fatta! Dovete far serio! Mi però ho un vantaggio. Posso alzare qualcosa. Insieme a altri posso alzare? Il prezzo, sì, proprio quello! Dopo. Cavaliere, mi pare che adesso
adesso se potrei anche vederla. Dove sia? In cantina? Cantina. E cosa fai in cantina? Questo è il suo posto, signora. Ah, sì. Ah, non stai preoccupando. Non sei in ambiente umido. No. Ci sono ben finestre che assicurano una ventilazione costante. No, dove dovete ir in cucina? Papà, Ciò, cosa ti vuoi? Mia figlia Rosanna. no papà, non posso più aspettarvela. Cari signori, scusami un attimo. Ma perché? Perché? Te l'ho detto. Mica faccio bene e lui mi vuole bene a me. E ha intenzioni serie. E sei qua con sua mamma per domandare il tuo consenso. Cosa ti vuoi di più? Oh Benedetta, non è il momento! E invece sì, papà. Vabbè, ma parla piano. Un attimo, su, e dopo concluderemo l'affare. E ora dimmi, quando sei che arriva, si do rompi scatole. Oh papà, Ise sa arrivati. Ise qua, non ti vedi? Sì, sei qua a rovinare gli affari miei, guarda. No, Dio, ma insomma. Ma Rosanna! Buongiorno signore, io cerco Cavalier Papa Ficco. Come Picco, prego! Papa Picco, casomai sarai tu. Oh, prego lei scusatemi, io non parlare bene italiano. Io cerco voi per mia signora Fontotta che attende con capitano qui fuori il suo ingresso. Sì, ho capito. Chi venga? Ma aspetta, perché adesso sono impegnato. Va Ja, bene? danke. Herr Grafin, mein Kapitän, wollen Sie hier kommen, bitte? Ja, okay, Papa Ficca mi sembra. Cola Picco, prego! Io l'ho detto anche al fioretto tedesco che si è appena andato via. Ich bin Mafalda von Trotta, Wintersalpa. Mafalda Trotta, feito va salpa. Ja. Ah, signora Trotta. Sono qui con il mio figlio. Perché che ve lo pezzo del mercato del usato? Ja. Come? Ti casa io tu sbagliate qua, se non lo capivo mai. E ti devo trattare come pezzo del mercato dell'usato. Papà, non sei un che dico mio. Dai, non ti dirmi altro! Non ti dirmi altro! Allora, come la mettiamo? Ma mettiamo che non le ha dato. Ma come? Lei aveva promesso a me che vela? Più che promessa assicurata a noi. Anche a Trotta qua si mette. Antonio, ma Rosanna è un altro pretendente? Oh, mamma, E allora? mi non capisco. Mi scusa, cavaliere, ma mi fiol qua ha diritto a una spiegazione pardiana. Staga tranquilla signora, che questi ti vuole un'altra roba. Un attimo che li sistemo e dopo premo il contratto. E quindi come la mettiamo con sua promessa? Ah, mi cara signora, non ho promesso proprio un bel niente, sa. Ma come? Non ho capito. È stata promessa a me? Quella? Io? Mi? Caro signor, mi non ho promesso proprio un bel niente, sa. Oh. No, a lei no, ma l'aveva promessa a me, caro signor Papa Ficco. Io? Ancora! Che l'ho già detto che facciamo Coa Picco! Oh! E se duri a capirsi i tedeschi! Io ho capito sì, ma insomma, voi avete detto che era disponibile e trattabile decidibile. Mi? Ma neanche per sogno, caro io! Ma papà non sei lui. Ti stasi non star parlando, non sta dire altro che di sta storia che non sa abbastanza! Caro signor Papa Ficco. Ancora! Sì? E che se non è uomo capace di rispettare il suo promessa è proprio Papa Ficco. Questo io dico. Ancora! Io? Ha ragione mia madre. Io?
sappiamo noi precedenza. Verità, anche colpo di occhi fede. Parola di Mafalda, fotrota! Allora, come si... Cara signora Trotta, cioè voglio dire, talpa, Trotta. Come vi permettete? Sono a casa mia e mi permetto di dire quel che voglio. Anche di mandarvi fuori dai scatole, tu dico. Che questo mai caro lei? Noi? Prima lei concede a me Kabila, No. io controllo tutta e dopo forse noi andare via. Ma chi crede di controllarlo? Cosa dire che ve lo tipo di terraferma? Ciò lo offende anche. Mi vado a chiamare Guglielmo che lo butta fuori, guarda. Io, caro lei, voglio controllare quella sopra, unde sotto, unde sopra. No. Perché io ho avuto tante ed tutti i tipi. No. E ho discreta esperienza per giudicare che bella. No. Capito, sì? Ma neanche un gran sporcaccione per la Dai, mamma. Va ben, senti. La spaga tranquilla, signora, che andrà via. Intanto faccio la carta boiata per il contratto. Ma mi scusi, signora. Sì? Ma forse tra mamme si potrebbe anche capirsi meglio. Sì? Ma la mi scusi, ma se mi fiol qua deve arrivare prima, Sì. io come mamma dovrei convincere al suo a rinunciare. Non che pare? Vai, tu toffe! Ah no? È stata promessa mio figlio, quindi mi sembra giusto sia lui a dover portare a casa quella. E che ve stasera stessa? Ja. Stasera? Ja. Ja, stasera. A costo di doverla caricare su spalle con mie mani. E voglio metterla in acqua immediatamente. Ma sporcaccione non basta neanche a maniaco in civile sta. Ma prima dovrei passare sul mio corpo, dovrei. Io che su caro! Terra ferma. No, sta bene. Tutto a posto, tranquilla, Rosana. Ciao, Sempia! Cosa ti ha fatto sto signor qua? Quanto spasimante ti vuoi cavare gli occhi da testa? Hai telegato la come una barca rotta? Spasimanda? E baba? Ma papà, c'è un tocco che cerco di dirtelo, ma ti intestati da sol che la gondola. Non ti ha ancora capito che questo sei Antonio e questa sei sua mamma. Antonio mi vuol bene e mica faccio bene a lui. Siamo qua, cavaliere, per chiedere il suo consenso. Ma consenso da cosa? Ma di sposare Rosanna Cavalier. Oddio. Appunto dico, cara figlia, guarda cavaliere, Oddio. come che se vuol bene. Oddio. Oddio. Papà, ti sta mal. Ostria. Mi manca poco che mi monta la parte a gondo, Credevo che fosse spasimanti di mia figlia. Invece sei spasimanti di agondo. Cari signori, che equivoco! Mica avrà la bontà di scusarmi, vero? Ma accomodetevi, prego, accomodetevi. Ma allora la telefonata per la gondola. Jawohl, per il vostro condolo io telefonavo e credo cavaliere, anche a nome di contessa von Trotta Modo. Che piacere, contessa. Maria Vergine, la contessa si Trotta. Mi sono del cavaliere dietro dei nomi Coa Picco. La gondola aveva promessa e vi la darò. Se va bene il prezzo, vero? Ma come? Altro prezzo, quanto? 5 milioni? 1 milione?
Ma lei ha parlato di 4,5? Io? Prima? Ma dopo vuoi altre offerte? Ah, ma Sena, conto un pezzo antiquariato? Di valore sa? Ciò, raro, autentico al 100%? Sì, ciò. Tutto a posto, cavaliere? Cari signori, questo segno tecnico di fiducia. Dica anche a ti Guglielmo, cos'è un gioiello raro sta gondola? Oh oui, 700 puro, garantito. E ben conservato soprattutto. Oh Dio, ben conservato. Qualche crepa sui fianchi, sotto, tutto il tempo, segni del tempo. Ma ho venuto io personalmente con infiltrazioni di catrame, cioè pego la c'est original. Oh Dio, appena Ritoccata. Per il resto, c'est magnifique. ecco, magnifica se a parola giusta. E tiro sto tirando. Noi comprare per un moto. Ja, noi compriamo. La prossima regata voglio fare proprio con questo gondolo di epoca. Farò grande notizia ancora prima di partenza. Noi sicuro compriamo. No? Beh, non la sei fatta. Guarda caso, ecco qua, un contrattino. Basta finire. Je vais finire mon travail, vado a ultimare il mio lavoro, se vous permettez, con permesso. Posso andare io per fettere il gondolo? Certo che può andare a vedere il popolo. Però torna presto, che la firma. Ah, vado e torno immediatamente. Ah, Però, cavaliere, però, cosa? Mi pare onestamente di aver messo tutto in chiaro, tutto bene, tutto a posto, per tutti quanti, capire o no? non tutti, cavaliere. Per qualche d'uno ancora no. Maria Vergine, la capisce ora e la parla come noi altri. Sicuro che capisco e parlo come voi altri, anche perché abito a Venezia da più di 20 anni, caro cavaliere. Vabbè, in fondo è meglio, così è più facile parlare. Ma sei a contessa? E da 4 generazioni si è per questo. Manco mal. Ma e ora perché prima la parlava adesso? Oh, perché da importanza fa perfetto, fa più noblesse, non che par. Comunque, che ripeto, che sto intrigo non segna ancora completamente di striga. Ma di chi parla, contessa? Ma di quei 2 giovani là, Pardiana, il giovane innamorato di sua figlia, e che non vede altro che sposarlo. Bene, signora, che fra de mamme si può anche capire. Grazie, contessa. Ma se permettete, questo se ne fa te fameggia, non che fa? No, caro cavaliere, se sei per questo se ne farà anche nostro. E che avevo contribuito a creare una certa confusione. E se non fosse... Anche lui parla questo. E se non fosse perché vedo che sto giovane si è innamorato di Sofia, che domanderia mille mani a sua figlia. No, Caro capitano, parliamo del gondolo, devo voltare la battaglia. Della cara, della gondola. Ecco, Cavaliere, noi altri compriamo la gondola per 5 milioni se lui darà il consenso a sua figlia Rosanna a sposare Antonio. Antonio. Dime di sì, mamma, dime di sì. E dica di sì, cavaliere, e non si pentirà. Al nostro primo figlio si metterà nome Pietro.
come lui, cavaliere. Una bella idea, Gio. Ma se avremo una figlia, la chiameremo Pierina. Bravi! E se dopo Gavaredo, gemelli? Non abbiamo fatto intenzione di fare la squadra di calcio. E ora, caro signor, mi non sono insensibile ai sentimenti. E vista la vostra solidarietà con via Rosanna e la vostra gentile insistenza, mi darò. Però cosa? Cosa? In base alle leggi del mercato, quando aumenta la richiesta, aumenta anche il prezzo. 5 milioni e mezzo e un 2 5 milioni e mezzo? Ma questa è una carognata, caro signor. Ma noi altri non sentiremo il drio, vero Carlo? No, davvero. E vedremo anche il mezzo milione in più, purché vada a beneficio per il corredo di sua figlia. Ecco, dagli i contanti. Ecco qua. Sì, dagli i contanti, dai. Oh, veramente bisogna che tenga un fiasso a corda. Orologio. Che a volte noi mi... Ma no, massa, che a volte noi mi cambia idea. Avanti su, cavaliere. E E se toglie i schei, Avanti. massa a portar via a gondo, avanti. Vabbè, accetto. So, Rosanna, che è spusto proprio bene. Tanto, papà. E ti nominato. Che vuoi bene con tutto il cuore, cavaliere. E ti impegni tu a aver cura di mia figlia finché te vivi. Sì, cavaliere, sì, cavaliere. Ah, ecco, perché mi non vivo in eterno. Sto parlando ciacque, mi e ti, e ti e mi. Dimmi cosa che ti fate, e professore. Sto per laurearmi in medicina, cavaliere. E intanto che fai il fattore a mia nonna Aura, che la me paga l'università e a me vuol tanto ben, cavaliere. Sa mia nonna Aura ha tante case, ville, rendite, vigneti. Ah sì? Sì, cavaliere. E sta nonna Aura, questo bel nome che finisce a bocca. Che altri fioi, nevodi? No, cavaliere, son l'unico nevodo. Dottor? E quanti anni gala la signora nonna? E se pensa, cavaliere, quasi 99! Ah, il tesoriere l'unico erede? Sì, cavaliere, l'unico! Ma mica vuoi così tanto, ma tanto bene a mia nonna, che spero che viva ancora tanti, ma tanti anni, cavaliere! Ah, ecco, bravo, Gio! Speriamo che no, Gio! Oh. Mia mamma, 10 milioni, vero? Ma come? Ma completare la dote, Gio? 6 milioni, ma basta però, vero Carlo? Vabbè. Ecco qua, cavaliere. Oh, e ora? Sposere! Pensi il peggio, pare del mondo. Sono tanto contenta. Sono contenta. Così sei contenti tutti noi. Mi, perché ho fatto un bel affare. E ti, perché ti sposi qui ora? Che si sta cascando volte da carrega. Ma no, nonna, pieno di sgregno! Non sentivo battere le mani, cosa si è successo? Carolina, mi sposo. Va a chiamare mia sorella Adelina. Beppi, chiamolina che femo festa. Vado di corsa. Cavaliere, penso che sia arrivato il momento di poter vedere sta gundue. Ma sicuro? Vengo con te, mamma. Guglielmo, ti torni in cantina e ti accompagni la contessa
a vedere il prezioso cimelio che l'ha appena comprato, che adesso è anche suo. Madame, Con permesso? Prego. vada. Prego. Cavaliere. Cavaliere, posso chiamarlo papà? A sto punto ormai. Grazie papà, staremo sempre qua, tutti insieme papà. Come qua? Sì, cavalier, diventeremo parenti. Antonio la trova il papà che mancava da tanto tempo. E me e lui insieme se poverie far. Far cosa? Ma una bella famiglia unica, non che fa? Ah sì? E tutti qua? Avevo capito? Tutti qua? Carolina! Carolina! Sì, sì. Ti mi vedi la parafina qua? Ah, quella no. Ma come sì? È la prima volta che sto matto qua mi dà del tè. Ma insomma. Ah, Buondì a tutti! Che bella notizia, Rosanna! Adelina è proprio contenta. L'abbiamo fatto. Ma intanto vogliamo fare un brindisi per festeggiare sto avvenimento? Bravo Bepi, una bella idea ciò. Grazie Betty, grazie. Ma di sta bella notizia qua è merito siete questi signori che noi altri inviteremo alle nostre nozze. Ma sicuro! Oh, grazie. Grazie. Contessa, che presento Giuseppe, marito di mia sorella Adelina e mio nipote Gianmaria. Gianni, saluta la signora contessa. Ciao! Non si dice ciao alla contessa! Oh, sposi, si venire a Venezia e sarei ospiti a casa nostra sul canale Grando. Ah sì? E mi farò fare il giro romantico dei canai, guagundo del signor Pappaficco, che è sosia mia. Grazie. Sì, però bisogna che impari a dire come a picco, se no... Mi scusa cavaliere, cola picco. Oh, finalmente. Adesso poi parlare un brindisi. Sì, ma... Zio, buono ma... Ma cavaliere, go portai al prosecco di San Piero. Quello che non sia buono. Ah, zio, proprio prosecco di San Piero? Prosecco di San Piero. E io lo devo mettere anche in cucina. Che lì, a digiuno, fa male. E fai il brindisi con l'acqua che fa... Che fai con l'acqua il brindisi. Ande, l'acqua Carolina. Questo che vuoi ha proprio, Cavaliere, noi altri facciamo la corda come che si suol dire. Andi, via. Sì, andiamo. Sì, ma torniamo e per il matrimonio. Carolina. Fassomi, papà, fassomi. Franz. Buongiorno, capitano. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, signori. Eccola che ci ha. Ma che avevo detto con l'acqua. Ma l'acqua fa marcire i pai, l'ha sempre detto anche lui. E viva i sposi! Evviva! Evviva! Prosecco di San Piero! Evviva! Viva i sposi! Evviva! Evviva i sposi! E adesso dico poesia. Zitti, sentimo Gianmaria. Sentimo Gianmaria. Il vento di febbraio. L'aquilone volagaio con il vento di febbraio. Ma la brezza martolina alto alto lo trascina. Come un falco plana, vibra. La sua coda sale pigra. Invidioso soffia il vento e lo atterra in un momento. Bravo!
meriti proprio una bella mangiata. E adesso va a casa, che sei tardi. Ah, Coco Pio, Gian Maria. Andiamo a casa, dai. Andiamo a casa. Sì, sì, una bella dietro. E ora, signor Piero, cosa dissero? Che cosa? E de noi altri, no? E guardala! E fa finta di noi in corso! Che Carolina che fa la ronda! Oh, non ho bisogno di disgrazia. E poi, i soldi che mi ha dato, gli basta per un matrimonio suo. Ma caro Piero, qualcosetta mica me l'ho messo da parte, sa? E non mi manca niente ciò. Ah, sì. Io volte ti dà fortuna in casa, non ti sa di vero. Ah, cara la mia Carolina. A me, ti misi sempre data genio, sa? Piero. Cavaliere. Beh. Ma sì, guarda. Chiamami Piero e basta. Viva i sposi! Evviva! Un momento! Chi scherzi, è giusto? Il cavaliere non si fida. Ma Piero! Ma no, dicevo così tanto partir, dai. Vabbè. Tutto dopo. Ho sentito applaudire, cavaliere. Vous avez fait l'affaire? Avete concluso l'affare? Di più, marito la gondola e mi sposo Rosanna. No, vendo la gondola. Mais oui. Marito Rosanna. Mais oui. E mi risposo a capire. Oh, Ouh là là. Ah si? E con chi? Con Carolina! ecco Carolina qua. Ah, Carolina. Ma che brava. E faceva gli occhi dolci a moi. Ma si vede che ha preferito la nobiltà. Oh, che caro. Sei troppo giovane per i gusti miei, sa? Mais oui, già, bisogna saper scegliere le persone giuste. Bravo. N'est-ce pas? Adesso ti Guglielmo, ti va su in cantina. Ti tiro fuori la gondola con le sue rodelle, che dopo arriva gli uomini della contessa a Torla. Va bene? Oh, Va bien, d'accord. Messieurs, signori, con permesso? ecco. Oh, e ti Carolina? Anche adesso che siamo fidanzati me comanda sto matto. Carolina, Sì. ti va su in cantina. Ti avverto il portone finché si passa la gondola. Va bene? Va bene. Oh. Ma e lui, signor Piero? Sì, voglio dire. E ti, Piero, cosa ti fa? Me? Con di schiena! E so! Guardate che sei qua! Oddio, quanta gente, pace, bene a tutti, cari. Oh, mi vado, carissima, carissima. Oh, Paolin, fratello! Piero. Se tu sei arrivato al matrimonio di Rosanna e Antonio, ma se qualcuno ha telefonato, come cazzo tu fatto a saperlo? Infatti mi non so niente del matrimonio. No? Mi sono qua per la gondola. No, Eh sì, per la gondola. Papà, andiamo dell'anno altri! So, ho visto l'avviso sul gazzettino, Piero. ma di cosa ti entri con la gondola? Non ho potuto irmi a sala a me a gondola. A te, in custodia, ma di proprietà, amico. No, Sì. no. Ecco qua il testamento. Ma non ti scherzerà mica come tuo solito. Oh, guarda che ancora non sei tornata. Ma questo è un testamento autentico. Canta, canta, e mi non dormi, caro, aratia. Ma questo qua Paolin, è un tradimento, se! Un Questo è tradimento! un testamento autentico anche. Lui, la gondola, mi ha galasciata a me. E mi la do al convento del Savio. Oh, ecco, sono venuto a Torla. Ma se è possibile! Anche perché
non avevo più. Ah no? Dove sei? Dove due? Ecco, qua. Ho i soldi, donca. Donca, al convento i soldi ti serve più della gondola. Ma non è possibile. Invece, caro Piero, è più che possibile. Intanto mi fa un'opera buona e dopo, insomma... Ma sì, fra Paolin, mi stavo proprio per fare un'opera buona. Sì, po' Pietro con la picò. Ah, sei can! E con i conti si sono fatti. Piero, Senti, buona Margoli, valisa. e che mi Buona valisa, Piero. lei che mi sono affezionato a sta valisa. Mi torno intorno e ti riporto a valisa. Ma benedetto! Sì. I signori che ha comprato la gondola per 4 milioni e mi hanno dato in più come dono di nozze il matrimonio di mia figlia Rosanna con Antonio di Eredi Fini. Ciò, ti capirà ben che adesso mi darai i soldi da portare in convento. Domani mi torno con la valisa e ti porto un assegno comprensivo dei 2 milioni per la dote di mia nipote Rosanna. E dopo tornerò per il matrimonio, è vero? Oh, ecco, perché fra Paolin, tuo fratello, se è giusto, perché quel che se de Dio, se de Dio. e questo è Piero, ah, guarda, guarda, guarda. Piero, qua, ora, Piero, vieni qua Piero, eccola. Oh, sei sto contento Piero? Mi tocca accontentare con tutte le spese che cavarò. Spese un matrimonio? Ma che i matrimoni se do? Come do? Eh sì, quello di Rosanna con Antonio e quello di Piero con... Insomma, c'è un segreto fra mia Carolina. Fra te e chi? La Carolina! Ah, beh, Piero non ti vorrà mia dote anche a te, eh? Ben. Tanti auguri a tutti e 4. Mi vado. Pace e bene, cari, a tutti. Ah, povero Piero, si è rovinato, si ha perso la gondola, i skate e anche la figlia. Ma caro Piero, son qua mi e i miei risparmi. Ah sì, Carolina, e non te sei l'unica consolazione che mi resta. No, perché anche Euri là, Euri lassù, chi ride sulle mie disgrazie, in fondo mi dà un conforto grande. Eh sì, e ciò, si ride, vuol dire che siamo riusciti a farli divertire, non è vero? Tanta gente! Ah, ma non si siamo sbedegati di voi altri. Anzi, la compagnia Corneliano Teatro, anzi, felice di aver recitato con un pubblico così gentile e delicato che ci ha dedicato i suoi sorrisi, le risate e gli applausi. Grazie. E adesso, con il saluto degli attori, chiamo tutti i personaggi della commedia La gondola da Maridalto. Franz Antonio Apuzzo. Berti Mario Zanchetta. Gian Maria
Leonardo Sartor. E il tecnico Guglielmo Luca Lovisotto. Tutti siamo frutta! Rita Norri Gabrielli. Palmira Vedova Parfinta Fina. Maria Marcia Zoppas. Fra Paolin Fradeo. Guido Priolo. E a Carolina, dove sia Carolina? Fiorenza Carnielli. Pietro Colapicco, Venanzio Camatta. Capitano Carlo. Vittorio Costai. E Antonio, quel che si è portato via. Luigino Sartor. E già dati il viaggio alle nozze? Bisogna Dio consumare. E ora fermo di nuovo. Rosanna Fiorella Toron, Antonio Luigino Sartor. Non avevamo skate, non avevamo skate. Sono pronta. Non avevamo skate. Dove hai voluto andare con quella roba? Vabbè. Carissimi signori, ci sono anche due persone che hanno lavorato dietro le quinte per noi, la direzione scenica Tarsilla Cais, eccola qua, e il nostro regista Innocente Solidon. Voilà! Carissimi a tutti voi che avete partecipato a questa bellissima serata, la compagnia Conegliano Teatro ringrazia e vi augura buona notte.